Allora, Paolino Barbiero, a lei la parola, perché abbiamo da capire che tipo di attività state svolgendo per la tutela delle persone, tutela collettiva cosiddetta. Quindi che lavoro avete svolto e state svolgendo? Noi abbiamo cominciato subito dopo Pasqua, chiaramente con il telelavoro, a aprire un confronto con l'ULSS 2 e le case di riposo rispetto alla situazione grave che si era determinata nelle case di riposo. E nel giro di una settimana abbiamo fatto un protocollo che ha istituito un osservatorio permanente su tutte le strutture per anziani. A seguito di questo protocollo abbiamo già fatto, con quella di ieri, 8 videoconferenze con l'ULSS e i direttori delle 53 case di riposo. Poi dentro a questo osservatorio ci sono anche i 3 sindaci che rappresentano la conferenza dei sindaci dei distretti della provincia di Treviso, distretti sanitari della provincia di Treviso, e oltre a questo è stata inserita anche una rappresentanza dei medici di medicina generale, proprio anche per le discussioni che ci sono state nella situazione calda della crisi delle case di riposo. Proprio ieri abbiamo fatto un raffronto tra la situazione del 21 aprile e il 28 maggio. Il 21 aprile noi contavamo 359 ospiti positivi e 96 operatori positivi. Il 28 maggio gli ospiti positivi sono 25, gli operatori positivi sono 11. Quindi c'è stato un calo drastico. Meno male. E questo calo, tra l'altro, si è registrato proprio sulle strutture dove c'era una presenza più forte di positivi, le cosiddette case dove è scoppiato il focolaio, Casa Fenzi, casa di riposo di Cordignano, di Fregona, quella di Casale sul Sile, alcune delle quali tra l'altro erano diventati anche reparti Covid, quindi i numeri erano più grossi anche per queste scelte. Ecco, infatti qua voglio chiedere una cosa, un'informazione, perché poi ci sono arrivate appunto delle mail a riguardo, non a queste strutture specifiche ma un po' in generale sono quelle. Ma la situazione in Veneto è diversa da quella della Lombardia, quello che sta succedendo lì. Quale può essere stata la causa primaria? È che ci sono state visite effettivamente, quindi è stato portato da esterni o il personale non era... Che cosa secondo voi col senno di poi, perché ormai per fortuna si sta spegnendo questa situazione? Allora, siccome abbiamo proprio anche sempre ieri verificato l'estratto del piano di sanità pubblica, e cioè la verifica che hanno fatto nelle case di riposo su le questioni principali, quindi in provincia di Treviso quasi tutte le case di riposo avevano le stanze dedicabili all'isolamento. Quindi è chiaro, se tu hai una casa di riposo dove hai stanze dove puoi dedicare quelli isolati, una volta trovato l'isolato lo metti nella stanza e blocchi il virus. Esatto. Se invece questo non ce l'hai, la catena comincia ad aggredire tutti gli altri ospiti. Quindi c'era una buona capacità di fare stanze di isolamento. Poi distanziamento sociale, e qui è dove si è verificato il fenomeno più critico, cioè laddove il distanziamento sociale è avvenuto da subito i risultati dei positivi sono 0. Laddove invece questo è scattato dopo ci sono state le situazioni di criticità dei focolai, sapendo che sul distanziamento sociale, laddove hanno cominciato a farlo subito, c'era una forte pressione dei familiari, in modo anche inconsapevole, e c'è chi non ha ceduto e invece chi ha ceduto e poi ne ha pagato. Cioè i familiari volevano continuare a vedere i propri cari, giusto? Certo, non solo i cari, perché anche la sospensione delle attività di gruppo riabilitative e ricreative, quindi fisioterapia, animazione, logopedia, la mensa, quindi non più mangiare in mensa assieme, cioè sembra banalità, ma alla fine, poi lo dirò, siccome ci sono le nuove guide della regione, dobbiamo capire cosa sta cambiando e se è giusto che cambi in questo modo. E ci vorrebbe un po' di tempo per sviluppare tutto questo tema che noi stiamo affrontando al tavolo con tutti i soggetti che dicevo prima. Altra questione importante, stanze dedicabili alla quarantena, perché alla fine c'è chi esce e chi entra in casa di riposo. Normalmente dalla casa di riposo si esce
in un modo dove nessuno vorrebbe uscire. Sono pochi quelli che dalla casa di riposo tornano a casa perché stanno meglio, per dirla. Però, siccome ci sono state molte uscite per cause naturali, altre appunto morti per Covid, entravano altre persone e bisognava metterle in quarantena e bisogna avere le stanze, anche perché se le case di riposo tengono i letti vuoti, poi dovranno fare i conti con il bilancio e con le infatti stavo situazioni pensando proprio a quello, esatto, che avremo più avanti. Altre questioni, le dico velocemente: la disponibilità di disinfettanti ambientali. C'erano case di riposo che questa disponibilità non ce l'avevano. Il blocco totale delle visite di familiari e conoscenti, perché prima il distanziamento sociale riguardava l'interno, poi invece c'era anche la necessità di bloccare i familiari, la separazione dei turni di assistenza dedicati ai pazienti Covid. C'è un conto è dirlo, un conto è poi verificare che non si è fatto, perché nel caso in cui c'erano case di riposo che avevano tassi di assenteismo del 10-15%, è chiaro che più di qualcuno è andato in posti dove non doveva andare. Certo. E tra l'altro non c'era solo l'attenzione di tenere la separazione sull'assistenza, ma dentro le case di riposo c'è anche chi va a fare pulizia, c'è chi fa la mensa, e molto spesso chi va a fare pulizia nella stanza magari trova l'anziano che conosce la signora e che vuole fare due chiacchiere insieme, magari si prendono anche per mano, perché ci sono anche queste situazioni umane che non possiamo far sparire dalla mattina alla sera. Un attimo solo, Paolino Barbiero, un attimo solo che qui aggiunge qualcosa a Fulvio D'Azio. Sì, a integrazione di quello che diceva adesso Paolo. Non c'è dubbio che all'inizio era inevitabile che ci fosse, come dire, anche un'impreparazione, perché è una cosa talmente sconvolgente per tutti, insomma, che nessuno aveva la ricetta in tasca, nemmeno oggi, insomma, si procede per gradi. Però non c'è dubbio che mentre la sanità ha passato questo periodo, insomma, hanno cominciato in maniera attenta a rispettare i protocolli, poi insomma non voglio qui adesso aprire la questione Veneto-Lombardia, insomma, penso che è già stata discussa, insomma, e sottolineata. Però ecco, le case di riposo, le RSA, le strutture per anziani, per troppo tempo sono state lasciate a se stesse, nel senso che più di una volta, insomma, più di in un'occasione abbiamo sentito i massimi vertici regionali dire: noi non abbiamo responsabilità, hanno i consigli di amministrazione, la responsabilità sta in capo ai consigli di amministrazione. Questo invece da parte nostra non è accettabile. Primo perché è un dato di fatto normativo? Sì, fino a un certo punto, perché intanto comunque c'è anche un aspetto sanitario, perché per gli accreditati ci sono, come dire, il contributo sanitario che viene dato per gli ospiti che sono riconosciuti non autosufficienti. Quindi non posso solo dare risorse e poi me ne frego di quello che sta succedendo. Quindi sono state lasciate a se stesse, con i risultati che abbiamo visto, chi è stato più responsabile, chi è stato assolutamente superficiale, inadeguato, però quello che dimostra è che ci vuole, come dire, anche una regia e delle chiare indicazioni, così come sono adesso emerse da parte della Regione, e questo dimostra ancora una volta di più l'esigenza di avere una riforma complessiva delle IPAB, cosa che il Veneto ne è sprovvisto, è l'unica regione in Italia, sapendo poi che tante residenze per anziani sono private, insomma, e su questo non apriamo una discussione anche su questo, perché sennò andiamo oltre. Perfetto, diamo la parola ancora a Paolino Barbiero, poi vediamo un attimo di ritornare su questo tema. Prego, Paolino Barbiero. Io mi riallaccio ai ragionamenti di Fulvio, arrivando all'altro pezzo che è stato indagato, e cioè la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale. La nota della verifica fatta riscontra che la disponibilità ai presidi e alla sanificazione in modo completo è arrivata attorno al 21 di aprile, cioè vuol dire che tutto marzo e buona parte di aprile c'erano strutture da noi stessi denunciate anche con lettera al prefetto,
dove non c'erano i dispositivi di protezione individuale. Quindi è l'insieme di queste situazioni di criticità che hanno determinato laddove non c'erano i maggiori focolai, perché se invece ci fosse stata l'attenzione che hanno avuto le case di riposo dove il tasso è 0, perché non credo che tra una casa di riposo che sta a 10 km una dall'altra, da una parte ci sono stati percentuali di morti altissime e dall'altra parte 0, sia frutto dell'aria di questo o di quel paese. È frutto delle scelte che sono arrivate giuste e corrette e nei tempi adeguati. Quindi anche qui però ci sono dei controlli, c'è la magistratura che faccia il suo corso. Noi da questa lezione dobbiamo imparare per oggi e per il domani, anche perché l'altro pezzo che è stato indagato è quello della formazione pregressa del personale. Cioè andiamo a verificare se il personale era pronto a un'esigenza di questa natura. La risposta è stata no. Sono state fatte delle giornate di formazione, ma chiaramente è stata fatta una formazione di tampone, proprio perché bisognava dare i minimi fondamentali. Credo che invece questo pezzo della formazione vada strutturato per evitare di trovarsi ogni volta che arrivano situazioni di questo tipo allo sbaraglio. Ed è chiaro che se vuoi far formazione devi avere risorse, e siccome all'inizio la Regione ha anche tentato di tirarsi fuori dicendo io non c'entro niente con le case di riposo, c'entrano i sindaci, c'entrano i consigli di amministrazione e via di questo passo, era la balla più grande che potessero aver potuto raccontare. Ma guardate, la dico in modo anche chiaro, a me non è che preoccupano chi racconta balle, mi preoccupa molto quelli che ci credono perché non approfondiscono e non vanno a vedere come funziona. La Regione deve fare la riforma delle IPAB, doveva farla 2 anni fa. La Regione è quella che stabilisce l'accredito delle case di riposo, la Regione è quella che paga le impegnative delle case di riposo, quindi non è vero che non c'entra, c'entra e come. Lo dimostra il fatto che tutti gli interventi che la Regione ha fatto sono quelli che servivano per fare in modo che le case di riposo non si trovassero nelle situazioni pericolose in cui si sono trovate. Lo dimostra il fatto che la Regione è uscita con le linee guida questa settimana, linee guida che prevedono le misure generali di prevenzione, come vanno gestiti i nuovi ingressi, perché ricordiamoci che se le case in provincia di Treviso ci sono circa 6.000 posti letto e a questo punto tra quelli che se ne sono andati a miglior vita purtroppo, i posti letto delle case di riposo dove ci sono anziani autosufficienti, non autosufficienti o centri diurni che sono chiusi o centri sollievo o centri dove si fanno le cure palliative sono 1 migliaio vuoti, è chiaro che non entrano risorse. Certo. Quindi noi siamo preoccupati che a settembre molto probabilmente i conti di queste case di riposo rischiano di non essere in equilibrio. Certo, un attimo e siccome solo, tra l'altro sono pubbliche le IPAB, è chiaro che la Regione deve intervenire. Assolutamente. Allora quello che stiamo ponendo al tavolo del confronto è attenzione, abbiamo fatto un grande monitoraggio, adesso bisogna avere la capacità di fare proposte unitarie e condivise e non ognuno pensare per il proprio orto, che è una cosa che spesso succede anche nella logica del piccolo campanile. Fulvio Dal Zio, un attimo che deve intervenire un secondo su questo proposito. Un attimo solo. Veloce. Paolino, un attimo. Paolino Barbiero, un secondo solo che deve aggiungere una cosa Fulvio Dal Zio qua. No, per le cose che stiamo dicendo emerge sempre più chiaramente, evidente, che la salute non è un bene individuale, è un bene collettivo. Quindi ci dimostra il valore della riforma sanitaria fatta nel 78, fatta con la ministra Tina Anselmi, e si dimostra appunto il fatto che in situazioni di questa natura, ripeto, è un bene collettivo, quindi la responsabilità pubblica è preminente, non si può dire, come è stato detto, noi non c'entriamo, lo diceva bene Paolo, per tutti gli interventi economici finanziari che bisogna mettere in campo, ma anche dal punto di vista del risultato. La salute è un bene collettivo, non se ne scampa, cioè non è che mi salvo io. Se poi intorno ho il deserto o c'è una diffusione del coronavirus fuori controllo, non mi salvo nemmeno io. E quindi questo è l'insegnamento, insomma, su cui noi dobbiamo riflettere e ragionare tutti quanti. La salute è un bene collettivo e quindi il ruolo del pubblico è fondamentale. Certo. Paolino Barbiero, avevo interrotto, prego. No, stavo dicendo... Noi abbiamo
con il confronto fatto, capito bene le criticità della fase 1, ok? E tra l'altro nella fase 1 abbiamo tentato anche di rendere evidente a chi governa il sistema sociosanitario, ma anche i sindaci di cui parleremo tra poco, tutte le opportunità che il decreto Cura Italia ha messo in campo, perché qui si assiste a una critica tra chi fa i decreti e chi deve dire che non va bene niente, quando invece bisognerebbe tentare di capire con le risorse che ci sono come far funzionare meglio le criticità che si sono riscontrate, perché credo che questo sia il momento di provare a fare bene quello che serve con le risorse che ci sono. Poi siamo tutti d'accordo che se ce ne fossero in più sarebbe meglio per tutti, ma ci vuole anche una consapevolezza comune che ancora non c'è. Poi c'è stata la fase 2. E allora fermo là. Andiamo in pubblicità, poi racconto la fase 2. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme tra poco.